In tutta la pianura veneta è altissima la concentrazione di polveri sottili nell'aria, le città soffocano e il peggioramento è stato netto durante la settimana. A Bassano la situazione rimane tutto sommato discreta, anche se in alcuni giorni è stato superato il limite massimo previsto dalla legge. Facciamo il punto. Ecco nella grafica i livelli delle polveri sottili registrati a Bassano dal 1 al 10 febbraio. Come si può notare, la centralina dell'ARPA ha rilevato le concentrazioni di PM2,5 presenti nell'aria, toccando la punta massima pari a 81 microgrammi per metro cubo l'8 febbraio, 74 il 7, 59 microgrammi è il dato riferito invece al 5 febbraio, 55 il 6. La situazione è decisamente migliorata negli ultimi 2 giorni, con la concentrazione di polveri nell'aria calata a 34 e 37. Considerando che il limite di polveri sottili fissato per legge è pari a 50, significa che per 5 giorni su 10 la qualità dell'aria in città è stata pessima e per così dire fuori legge. In ogni caso i livelli registrati a Bassano sono di gran lunga migliori rispetto alla maggior parte delle città del Veneto. Nella vicina Castelfranco, ad esempio, l'8 febbraio il livello di PM10 ha toccato la punta di 214 microgrammi. Per non parlare di Padova e di Vicenza, nel capoluogo iberico il picco è stato raggiunto sempre martedì con 169, una situazione di allarme smog che ha spinto il sindaco Variati ad ordinare la riduzione dell'orario del riscaldamento e a disporre un adeguato programma di lavaggi straordinari delle sedi stradali.